speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. È nostra ospite in questa occasione Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, candidata al Senato per il Partito Democratico nel collegio uninominale di Castelfranco Montebelluno e poi collegio che comprende anche parte della provincia di Venezia e poi anche nel collegio plurinominale. Sapete, c'è un doppio sistema di voto con la nuova legge elettorale, meglio di computo dei voti, un collegio plurinominale che invece riguarda le province oltre Treviso, Belluno, Venezia e anche Rovigo. Ben trovata Laura Puppato, grazie per essere insieme a noi. Grazie a voi di permettermi di raccontare questa politica di cui c'è bisogno di chiarire molte cose. Assolutamente sì, e a proposito di politica di lavoro svolto in questo mandato che l'ha vista a Palazzo Madama, lei ha fatto parte, si è impegnata insomma in commissioni, in queste commissioni parlamentari, in particolare nella commissione dedicata al ciclo dei rifiuti, Sì. che è un tema scottante, soprattutto anche in Veneto, anche in virtù di alcuni recenti episodi che avvenuti proprio negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Sì, io ti ringrazio di questa domanda. Ho fatto parte della commissione d'inchiesta cosiddetta sul ciclo dei rifiuti e sulla depurazione delle acque. Può sembrare banale, ma per chi ha vissuto l'esperienza come me di 4 anni su 5 di commissione d'inchiesta speciale, perché è partita qualche mese dopo la legislatura, va bene, in realtà forse la mole più importante di lavoro svolto all'interno delle commissioni è stata proprio questa mia commissione. È una commissione, non vi nego, che ha dovuto lavorare molto. Perché? Perché l'Italia vedeva il nostro paese all'interno dell'Europa con il più alto tasso di contravvenzioni europee, guarda un po', proprio quasi esclusivamente sulle tematiche ambientali e in particolare sul ciclo dei rifiuti. È una cosa importante da sapere, credo. Siamo passati da oltre 140, mi pare 142, vado a memoria, infrazioni comunitarie, quindi eravamo maglia nera in Europa, tra i grandi paesi europei, alle attuali 60, poco più. E questo è un altro importante traguardo che abbiamo ottenuto con un lavoro massiccio, vorrei dire, non massacrante, ma massiccio sicuramente, anche di questi parlamentari che hanno voluto risolvere alcuni problemi gravi del paese. Tra l'altro il nostro paese sta ancora pagando, anche se per fortuna in maniera assolutamente più ridotta, le contravvenzioni per il fatto di avere discariche abusive, percolanti, il che vuol dire che inquinano le falde, e ragione per la quale siamo stati nel 2007 colpiti da un provvedimento pesantissimo e non avendo provveduto fino al 2011 a fare alcunché, ci siamo ritrovati con una botta, si può dire proprio così, si deve dire così, di oltre 200 milioni di contravvenzione e una contravvenzione quotidiana di 256.000 euro, che adesso abbiamo ridimensionato intorno ai 70.000 euro al giorno, quindi l'abbiamo portata a un terzo, cercando di portare avanti le bonifiche e quindi spendendo molto per bonificare. Tutto questo premesso, parliamo del nostro Veneto. Ebbene, io da veneta, neofita, in Parlamento, ho pensato che tutta questa vicenda, come dire, avrebbe visto come regioni cattive, mal gestite, anche perché ho la fortuna, come dire, di arrivare da un territorio che è stato un territorio leader, no? Per la raccolta differenziata. Proprio durante la mia amministrazione facevo la missionaria delle squasse, come la chiamavo io, andando in giro per l'Italia a raccontare come si deve fare per riuscire a fare porta a porta bene e raggiungere quote elevate di percentuali di raccolta differenziata. Ebbene,
Invece ha avuto quando qualche invece, brutta sorpresa. sì, quando invece, oddio, è chiaro che insomma Campania e Lazio, piuttosto che altre regioni, magari più sulla cronaca nazionale, hanno avuto problemi di ogni genere. Però purtroppo noi, non dico che siamo maglia nera, ma insomma certamente non brilliamo. E lo dice non Laura Puppato, ma lo dice la relazione della commissione d'inchiesta, le relazioni multiple della commissione d'inchiesta votate all'unanimità, perché qualcuno dice ma poi qui si fa politica, per cui magari no, siccome la regione è di centrodestra, il centrosinistra si accanisce. No, signori, le commissioni d'inchiesta hanno un valore suppletivo rispetto alle altre. Innanzitutto sono commissioni con poteri giudiziari, quindi commissioni davvero speciali che non hanno solo valore politico. Siamo tenuti alla secretazione di taluni documenti, siamo tenuti sostanzialmente a lavorare insieme con magistrati, in pensione in molti casi, ma comunque magistrati e forze dell'ordine che ci seguono su tutte le vicende. E abbiamo fatto un grande lavoro, lo dico con molta onestà e con il dovere di dare informazione. Perché? Perché ci siamo occupati di tutto, dall'inquinamento di Taranto, tanto per fare quindi dell'Ilva e non solo, al Mar Piccolo e al Mar Grande, che sono fortemente inquinati in quell'area, fino appunto ad occuparci del tema degli incendi, per esempio negli impianti di gestione dei rifiuti, e alla questione relativa al trasporto, spesso irregolare, e allo smaltimento, molto spesso irregolare, appunto di rifiuti, soprattutto quelli tossico-nocivi speciali. E che cosa è uscito? Più relazioni hanno riguardato la nostra regione, la quale non solo con la Laguna di Venezia è stata una delle regioni che ha, come dire, subito un pesante contraccolpo ambientale, come ben sappiamo, determinato dagli sversamenti in laguna e dalla vicenda tragica Mount Edison, e non solo di Porto Marghera, ancora in corso, per una bonifica che non è stata ancora completata completamente, messa in sicurezza più che bonifica, perché il mare, come è noto, non si può bonificare. Ma dall'altra perché abbiamo scoperto di essere la regione forse con i maggiori problemi dal punto di vista della realizzazione di infrastrutture, quindi strade, con l'utilizzo di materiale tossico-nocivo in maniera del tutto irregolare, cioè non trattato, sotto i propri come banchina stradale, quindi come... In sostanza sono usati fanghi e altri rifiuti per Purtroppo fare il sì. fondo di strade. Purtroppo sì. Poi si è coperto tutto con l'asfalto, ma sotto ovviamente... Ma il problema è enorme, appunto, e vi sono ancora casi aperti su cui stanno lavorando, insomma, la DDA e la magistratura in generale nel Veneto. Cito in particolare la strada che diciamo la Verona-Rovigo, la Valdastico, cito anche l'aeroporto di Venezia, per esempio per quanto riguarda il sottofondo dei parcheggi, che si è scoperto non essere regolare dal punto di vista del materiale appunto che è stato utilizzato. Un ottimo sistema, no? Per evitare di trattare il materiale che ha un costo, un materiale che appunto è materiale speciale, quindi ha dei costi particolarmente elevati se vogliamo per il trattamento, non che non si possa utilizzare, ma un conto è avere materiale inerte che non produce, diciamo, inquinamento, e un conto è utilizzare materiale che, non essendo trattato, continuerà a sversare, diciamo, la sua tossicità. Quindi da questo punto di vista abbiamo dovuto fare appunto una prima relazione su questo. Poi c'è stato il tema dei PFAS, dei PFAS, cioè dei perfluoroacrilici, queste materie conosciute perché vengono utilizzate per il Teflon piuttosto che per impermeabilizzare, diciamo, tutta una serie di tessuti, no? Insomma, con forte utilizzo soprattutto nell'ambito sportivo, che sono nella zona del Vicentino in particolare, vengono realizzati da un'azienda che è la Miteni, e lì si è concentrata la nostra attenzione. Ancora nel 2014 abbiamo emanato una relazione di 248 pagine, sentendo tutti gli attori, facendo un'analisi anche rispetto di comparazione rispetto alla DuPont, per esempio in Canada, che è stata la realtà che aveva avuto un danno ambientale molto importante, avendo scoperto nel 2013
il CNR, avendo scoperto che la laguna di Venezia era infestata da questi perfluoroacrilici che hanno una grande tossicità. Però la cosa peggiore è stata che, facendo l'analisi del Frattagorzone e del Poscola, il torrente Poscola, si è scoperto che, ai noi, la quantità di perfluoroacrilici che aveva inquinato tutta quell'area vastissima, che comprende addirittura 3 province, provincia di Padova, un pezzetto della provincia di Padova, un pezzo importante della provincia di Verona e un pezzo ancora più rilevante della provincia di Vicenza, l'acqua potabile non era più. E da questo punto di vista è cominciata la tra virgolette tragedia delle famiglie. Ci siamo incontrati proprio martedì scorso, che era il giorno 6 se non ricordo male, abbiamo fatto il tavolo al Ministero, presente anch'io, con i genitori NOPFAS, le mamme NOPFAS, molto preoccupate evidentemente della situazione sanitaria dei loro figli, e la Regione del Veneto, il Ministero che ha deciso di commissariare, perché dopo 4 anni nulla è stato ancora portato avanti come doveva. Problema ancora aperto, Laura Puppato, questo. Questo è un problema apertissimo, nel senso che, senza scendere troppo nel dettaglio, da 8 componenti siamo arrivati a 4 componenti per i PFAS, ma questi componenti sono ancora di più difficile filtraggio. La Regione ha provveduto attraverso ARPA a filtrare l'acqua potabile con questo cambio di filtri molto frequente, che però ha dei costi molto pesanti nella bolletta dei cittadini, ma ci si è accorti che, tra l'altro, rispetto alla novazione di Miteni, appunto, che utilizza questi 4 atomi e non gli 8 atomi dei PFAS, la cosa è ancora più difficile, per cui non riescono a filtrarli in maniera corretta. Allora abbiamo investito come governo 80 milioni di euro, è stato chiesto alla Regione del Veneto di fare un progetto, la Regione del Veneto alla data attuale ha realizzato solo uno studio di fattibilità, non un progetto vero e proprio, insieme con i consorzi. Questo progetto vale 120-130 milioni di euro, la Regione Veneto ci ha messo 1,5 milioni di euro per il progetto, non un euro in più di questo. Il governo ne ha messi 80 più altri 23 per i filtri milioni, quindi 103 milioni complessivi. Il resto andrà purtroppo in bolletta e solo grazie al governo avremo una bolletta di 2/3 ridotta. Ma questo acquedotto s'ha da fare, e allora ecco che il governo ha deciso di commissariare sostanzialmente questa area e questa attività, perché nulla sta procedendo nei tempi previsti. Ultimo, ma non ultimo per importanza, sempre il Veneto, anche in Veneto in questo caso, non solo in Veneto come per i PFAS, abbiamo purtroppo il problema degli impianti che si incendiano. Un problema che... Gli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, no? Naturalmente. Esattamente. E che non si incendiano da soli, in molti casi, purtroppo. Questo è il sospetto. Sì, diciamo che la statistica depone a loro sfavore, perché, vedete, vado a memoria ma sbaglio di poco, nel 2014 avevamo circa 30 incendi l'anno, nel 2015 ne abbiamo avuti oltre 60, quest'anno andiamo intorno ai 100. C'è una crescita esponenziale della numerosità di incendi, con tipologie troppo simili, tra l'altro, nelle modalità con cui avvengono e nelle situazioni in cui avvengono, restando in maniera un po' generica. Tutto questo perché? Perché una delle questioni importanti che dobbiamo sapere tutti è che se un paese è in grado di tutelare i propri cittadini, oltre ai dipendenti di queste aziende, garantendo in qualche modo la sicurezza, oltre al fatto veramente accidentale che naturalmente può verificarsi, è una cosa, e danno vita alle aziende sane, cioè a quelle che non intendono fare furberie o mettere in campo situazioni dolose, funzionali a smaltire rifiuti che altrimenti sarebbero costati moltissimo, o magari a rifare capannoni che non erano a norma. Ma nel momento in cui invece, tra virgolette, non riesci a stanare, per così dire,
questi imprenditori, che tali non sono, ma sono veri e propri poco di buono, delinquenti, come dir si voglia, evidentemente questo sistema dell'economia circolare, che secondo l'Europa, io ne sono certa, non convinta, sarà il nostro futuro, perché da questi impianti si ricava materia prima seconda. Cosa vuol dire? Vuol dire che un'Italia, un paese come il nostro, che non ha materie prime, che è costretta ad acquistarla nei mercati internazionali, che è quindi condizionata pesantemente, essendo la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, no? A pagare quello che il mercato chiede. E noi sappiamo che India e Cina stanno crescendo a dismisura, quindi il mercato lo fa la richiesta. Ecco che se noi diventiamo più autosufficienti possibili, e lo possiamo diventare, anche se non siamo convinti assertori della tematica ambientale, dobbiamo renderci conto che ci conviene, punto. E lo hanno ben capito le aziende di questo territorio, che più di altre aziende in Europa, noi abbiamo da questo punto di vista delle vere e proprie eccellenze, perché il prodotto interno lordo italiano, per singola quota di prodotto, ha dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio delle materie prime, la migliore performance europea. Noi siamo best practice in Europa. Quindi abbiamo delle straordinarie eccellenze, solo che il problema è che abbiamo anche degli straordinari delinquenti, dico io. Quindi a questi dobbiamo fare la guerra. Ecco perché la commissione d'inchiesta si è occupata in modo così importante di questa realtà. E qui entriamo appunto anche nel tema, oltre dei problemi ambientali propriamente detti, appunto anche quella della grande criminalità organizzata che in questo settore fa affari d'oro, e che chiaramente bisogna bloccare il prima possibile e nel modo più netto possibile. Sì, con un appunto, se mi permetti. Quando abbiamo iniziato il lavoro abbiamo studiato la nostra è una commissione che viene definita ecomafie, perché tutti abbiamo saputo che questo sistema dello smaltimento del riciclo, terra dei fuochi per tutti, evidentemente era frutto della criminalità organizzata. Ebbene, quello che abbiamo scoperto è che l'evoluzione, gli ecoreati per esempio, che abbiamo approvato nel 2015 come Parlamento, non avevamo in precedenza uno strumento giuridico che potesse bloccare con una certa certezza, certo, l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, la negligenza grave, eccetera, eccetera, la colpa lieve, la colpa grave nel caso di inquinamento da rifiuto. Oggi ce l'abbiamo, dal 2015 ce l'abbiamo. Purtroppo, che cosa ha significato questo? Che mentre è andata, tra virgolette, risolvendosi, chiaro che non siamo ancora all'anno zero, insomma, no? Allo zero caso, penale, ma sono cominciati a fioccare, per così dire, i procedimenti penali in relazione ai reati ambientali, con la speranza di portarli a termine, perché abbiamo anche modificato la prescrizione, quindi hanno capito che quella strada era preclusa, perché la legge è fatta bene, non lo dice Laura Puppato, lo dicono Legambiente e lo dice la stessa magistratura, quindi hanno fatto parecchi convegni di verifica della qualità della legge su questo settore. Ma il problema qual è stato? Il problema è stato che mentre, tra virgolette, la criminalità organizzata mafiosa, così come la si riconosceva in questo settore, proprio perché diventa pericoloso agire in quel modo, si è ridimensionata, e di molto. Parlavamo di 14 miliardi l'anno di traffico gestito dalla criminalità organizzata. Ebbene, oggi, purtroppo dobbiamo dire, abbiamo questo sistema degli incendi, tra virgolette, che fa pensare, ovviamente non abbiamo ancora certezze, ma che fa presumere che si è sostituita a quella criminalità organizzata una criminalità borderline, un modello imprenditoriale borderline, cioè poco imprenditori, molto astuti, capaci appunto di risolvere le questioni, evitando o riuscendo quasi sempre finora ad evitare, perché abbiamo visto che la maggior parte degli incendi sono stati archiviati, senza responsabili. Anche quando si sa che sono dolosi, non riusciamo a identificare chi è il colpevole.
e quindi questi risolvono il problema così. E questa è una criminalità che non è più ecomafia, non è la mafia. Questa è proprio purtroppo una imprenditoria squalificata e scadente che danneggia il mercato e che dobbiamo assolutamente mettere a posto. Grazie a Laura Puppato, Grazie a voi. candidata al Senato per il Partito Democratico. Grazie per essere Grazie stata a con voi. noi. Grazie anche da parte mia per averci seguito e vi rinnovo l'invito ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche del 4 marzo, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.